Dovevano essere giorni di gioia questi per Nico Baldo, 34 anni, e la sua famiglia. Domani avrebbero festeggiato il matrimonio del fratello, per questo stamattina si trovava nella casa dei genitori in via Callonga Cessalto per aiutarli nei preparativi. Ma sono bastati pochi istanti perché si consumasse la tragedia. Da una prima ricostruzione della polizia stradale di Treviso intervenuta per i rilievi, Nico stava attraversando la strada nel tentativo di recuperare il cane di famiglia scappato dal cancello quando è stato travolto da un'auto che stava sopraggiungendo da San Stino di Livenza, condotta da un trentenne residente nel veneziano che si è subito fermato dopo l'impatto. Nell'urto Nico è stato sbalzato tra l'erba sul ciglio della strada. Immediato l'arrivo del SUEME con un'ambulanza e con l'elicottero, ma purtroppo per il giovane non c'era più nulla da fare. Straziante il dolore dei familiari giunti in via Callonga e dei genitori che abitano a pochi metri dal luogo della tragedia. Stesi a terra accanto al loro Nico non si sono mai allontanati dal corpo del figlio, uniti in un ultimo abbraccio. Tra i primi ad arrivare anche il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, vicino di casa della famiglia Baldo, sconvolto per quanto accaduto. Nico da qualche anno si era trasferito da Cessalto a Silea, dove lavorava come agente assicurativo. Domani avrebbe partecipato al matrimonio del fratello, mentre tra un mese proprio lui sarebbe convolato a nozze. Chi lo conosceva lo descrive come un bravo ragazzo, molto legato alla famiglia. Una famiglia e un'intera comunità sconvolte per una vita spezzata, così all'improvviso. E chi risiede in zona ora punta il dito contro la pericolosità della strada. Questa è la strada della morte. Negli ultimi 10 anni ci sono stati 3 morti. Incidenti gravissimi in serie. Negli ultimi 6 mesi ci sono stati 3 incidenti gravissimi.